Ciao, mia figlia Maria mi dice che sono un vanitoso, un crestoso, forse lo sono diventato, non lo so, sarete voi che lo giudicherete, un pochino forse mi sento vanitoso perché continuiamo a aumentare i numeri diciamo, dei servizi che facciamo, dei minuti sul canale YouTube e questo grazie a voi che sempre di più ci state seguendo e sempre più di voi si iscrivono al canale. Ecco, per noi è molto importante, un sostegno che ci date, che mi date, mi dà veramente una grandissima forza, quindi vi continuo a sollecitare, iscrivetevi al canale, è semplicissimo, dove c'è la campanellina, basta cliccare, siete iscritti e poi se volete vi arrivano anche le notifiche ogni volta che mettiamo qualcosa di interessante, potete anche selezionare il tipo di notifica, va bene? Grazie, ciao e buona giornata e grazie ancora. Ieri in seconda serata un blackout elettrico a macchia di leopardo si è abbattuto in diversi luoghi del territorio clodiense, dalle frazioni di Calino, Sant'Anna e Cavanella d'Adige, al centro storico in zona Tombole e San Giacomo fino a Valli. Il semaforo lungo la strada Romea è stato spento, mentre alcuni testimoni parlano di un lampo avvistato da Isola Verde in direzione Romea e poi un forte boato. L'oscurità forzata è proseguita per circa 20 minuti. Enel fa sapere che si è trattato di un guasto al terminale di un cavo di sostegno. Messaggio elettorale a pagamento. Mandatario Luca Massaro. Ciao, mi chiamo Patrizia Trapella. In un territorio in cui si fondono la terra e il mare, la nostra pesca e la nostra agricoltura hanno bisogno di un sostegno e di tutela, sia per le imprese che per i nostri lavoratori. Non abbocchiamo al lamo e non permettiamo che le nostre radici vengano estirpate da normative europee oggi troppo insensibili alle esigenze del nostro territorio. Vota Patrizia Trapella, una P e due L. Io mi candido alle regionali del Veneto con Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni per Luca Zaia, presidente. Messaggio elettorale a pagamento. Mandatario Luca Massaro. A distanza di un giorno dal dialogo di Chioggia Azzurra con l'amministratore di SST, Emanuele Mazzaro, questi avvisa che lungo il canale Perotolo sono apparsi finalmente cartelli di inizio della procedura di risistemazione delle concessioni acque, con il conseguente invito a rimuovere i natanti da ormeggi non autorizzati. L'invito reca anche le indicazioni della Sovrintendenza ai beni culturali, date lo scorso 10 agosto, e l'insegna del Comune di Chioggia, che ora dovrà materialmente predisporre un'ordinanza per rimuovere i natanti che non dovessero rispettare l'invito ad abbandonare il canale. Un primo passo, sicuramente importante e non banale, verso il miglior assetto di questa suggestiva parte di centro storico. Oggi pomeriggio la Fondazione Clodiense ha organizzato all'Auditorium di Calle San Nicolò a Chioggia la presentazione di 7 dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. L'incontro, moderato da Alessandra Lionello, vedrà protagonisti gli aspiranti consiglieri chioggiotti, l'uscente Erika Baldin, poi Marco Dolfin, Beniamino Boscolo, Patrizia Trapella, Elena Zennaro, Jonathan Montanariello, Francesco Zennaro. L'iniziativa è aperta al pubblico, che può entrare in sala con la mascherina. Sempre questa sera il candidato di Forza Italia Beniamino Boscolo incontra i giovani dalle ore 19 per un aperitivo all'officina alcoliche in Campo del Duomo. Domani mattina alle ore 10 invece Chioggia Ortomercato del Veneto e Chioggia Azzurra hanno organizzato una nuova sessione con i candidati locali, cui si aggiungerà la cavarzerana Ilaria Turatti, al mercato di Brondolo, dove illustreranno le proprie politiche per il settore orticolo. Mattinata chioggiotta per il deputato leghista Franco Manzato, già sottosegretario alla pesca e assessore regionale, venuto a sostenere i candidati del territorio alle elezioni del 20 settembre, Marco Dolfin e Ilaria Turatti. Alla sala riunioni del mercato ittico, davanti a dirigenti sindacali e alle cooperative di pesca, Manzato ha rivendicato il merito delle politiche per il settore, effettuate quando rivestiva tali cariche,
oltre a promuovere il programma della Lega nella connessione tra Regione Veneto e istituzioni europee. All'iniziativa ha partecipato tra gli altri Pierpaolo Piva della FAI CISL, che ha rivendicato ancora una volta l'esigenza di ammortizzatori sociali generali per la categoria degli uomini di mare e un maggior ascolto dei sindacati da parte della Regione. Questa sera il Mosella Suite Hotel e lo stabilimento Indiga ospiteranno la finale stagionale di Miss Venice Beach, che incoronerà la ragazza più bella della regione tra 25 concorrenti da 14 a 21 anni. Le selezioni delle scorse settimane a Bibione, Caorle, Jesolo e Rosolina Mare hanno scremato le partecipanti, mentre la finale odierna si svolgerà con la formula del talent show per rivelare le loro qualità nel ballo, nel canto e nei talenti dello spettacolo. Durante la kermesse di stasera, a bordo piscina del Mosella, avrà luogo anche una cena di gala con prodotti del territorio, tra cui radicchio di Chioggia IGP. Il sindacato Fly CGIL Pesca organizza per domani mattina, sabato 12 settembre, dalle ore 9:30, all'Auditorium San Nicolò in Chioggia, la presentazione del Vademecum Il pescatore di plastica, il valore dello scarto per una nuova professionalità, avente a tema i rifiuti plastici raccolti nel mare da parte dei pescatori. All'iniziativa conferirà il professor Roberto Odorico dell'Università di Padova con l'intervento di Antonio Puccillo della Fly CGIL nazionale. La presentazione rientra nel quadro del progetto Pesca, lanciato dal sindacato per promuovere diritti e occupazione nella pesca e nell'acquacoltura.